oggi qui a Leonardo per diciamo, essere presente agli esami di Stato. Ecco, un momento importante per i ragazzi, che una sua valutazione sulle tracce, sui temi su cui gli alunni si dovranno esprimere. Allora, per le tracce, le prime due, quella su Pierpaolo Pasolini e Tomasi di Lampedusa, mi sono sembrate un po' azzardate, perché sappiamo bene che i ragazzi non riescono mai a sviluppare questa parte del programma di italiano. Per il resto invece sono molto interessanti le tracce, per esempio parlando di Paolo Borsellino, il nostro grande Paolo Borsellino, dove parla, è una lettera dove lui si rivolge ai giovani. Quindi con un atteggiamento ottimista affida il futuro ai giovani, quindi alle future generazioni, e quindi la sua speranza che qualcosa cambierà, dove i nostri giovani avranno il coraggio di denunciare l'illegalità. Ecco, quindi insomma questa è una parte molto, secondo me, importante per quanto riguarda la nostra terra. La nostra terra è caratterizzata anche da tante persone per bene. E poi invece abbiamo un'altra traccia che parla invece della proposta B1 degli anni 30, quindi mette in evidenza la crisi economica che hanno dovuto fronteggiare gli Stati Uniti d'America, guidati però dal grande Roosevelt, da questo grande statista storico che poi guidò anche, purtroppo, anche la Seconda Guerra Mondiale. E questo è un tema molto interessante perché mette in evidenza che la crisi è anche una grande benedizione, perché la crisi permette agli uomini praticamente di cercare dentro di sé la creatività e le risorse che noi abbiamo. Quindi il discorso anche la capacità di mettersi anche in gioco. Al contempo si potrebbe anche contestualizzare tutto questo periodo storico degli anni 30 degli Stati Uniti d'America anche alla crisi economica mondiale, sicuramente non gestibile come quella del 29, che stiamo vivendo oggi. Un'altra traccia importante è quella di Maccioni, la proposta B2, rispetto, la parola dell'anno Treccani. In effetti la parola rispetto racchiude tante cose, racchiude l'umanità, che nel 2025 sta venendo a mancare a livello globale, non parlo soltanto a livello locale, dove i nostri ragazzi disorientati non riescono a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché li abbiamo svuotati, questa società li ha svuotati. Quindi la parola rispetto mette in evidenza la cura e mette in evidenza anche l'allenamento della bellezza del prendersi cura. Quindi tematiche secondo me anche importanti, di empatia, e di preoccuparsi della vita altrui. Poi altre tracce, oddio non lo so, forse ho lasciato... Allora, ecco, quello invece per quanto riguarda l'impatto dell'uomo sulla terra, sin dall'alba dei tempi fino ad oggi, questa è di Pievani, Telmo Pievani, questa è una tematica molto più complessa, però insomma dall'alba dei tempi, quindi si parla di tecne, quindi l'uomo che ha avuto questa capacità di modellare come dire, modellare il materiale in forme, forgiarlo per migliorare le nostre condizioni di vita. Oggi però purtroppo siamo all'esasperazione in tutto questo, che ci porta, insomma, ci mette un po' in difficoltà anche nello smaltimento di tutti questi materiali, fa riferimento al calcestruzzo, insomma, è anche un altro discorso, quindi a livello geologico anche, quindi l'impatto dell'uomo quanto riguarda anche a livello ambientale. Secondo lei, ecco, quale sarà la traccia che sceglieranno maggiormente, secondo un'idea che si è fatta così in queste prime ore? No, perché sia Tomasi di Lampedusa che Pierpaolo Pasolini, due grandi personaggi, insomma, che hanno fatto anche la storia della nostra Italia, sicuramente i ragazzi non riusciranno, anzi cercheranno di evitare. Però secondo me faranno molto l'aspetto economico, quindi quello della crisi del 29, contestualizzandolo al nostro, e poi anche il rispetto. Quindi questi soggetti morali che dobbiamo identificare che siamo noi.